Era la star delle sagre paesane, uno dei suonatori di fisarmonica più noti e più richiesti in Sardegna. La musica tradizionale era il suo forte e questo, ripreso dalla Guardia di Finanza, uno dei suoi spettacoli. Quello che nessuno sapeva è che quest'uomo era cieco, almeno per l'INPS, che ogni mese per quasi 10 anni gli ha versato la pensione di invalidità. Eccolo mentre sale sul palco, saluta gli altri musicisti e si prepara per l'esibizione. Quello dell'anziano fisarmonicista è uno dei casi più eclatanti, ma non l'unico, tanto che sulla Sardegna ha rivolto la sua attenzione l'Autorità Nazionale per la Spending Review. Il commissario Cotarelli considera anomalo il rapporto tra le 150.000 pensioni di invalidità e la popolazione e sottolinea alcune stranezze, tra cui quella della provincia di Oristano, dove la Guardia di Finanza ha scovato 4 falsi invalidi in pochi mesi. Si presentano normalmente con delle certificazioni mediche che hanno a base di solito una patologia effettivamente esistente. Nella maggior parte dei casi di cui siamo occupati questa patologia però non era così grave da indurre a una cecità assoluta, che è quella che poi dà diritto alle indennità più cospicue. Questo è un ciclista che per l'INPS era totalmente cieco. Eccolo mentre gira per il paese facendo ben attenzione agli stop e alle precedenze. Anche questa donna era considerata non vedente. I finanzieri l'hanno registrata mentre attraversava la strada in città passando rigorosamente sulle strisce. Ecco altri 2 casi. Quest'uomo, pure lui ufficialmente cieco, fa giardinaggio e di certo non sembra avere problemi di vista. E poi c'è questo contadino. Secondo l'INPS non era neppure in grado di reggersi in piedi. Nell'isola l'INPS spende ogni anno 265 milioni di euro per le pensioni di invalidità. 150 assegni sono stati revocati nel 2014, ma i controlli evidentemente non sono rigorosi. La Guardia di Finanza ha fatto scattare alcune denunce e recuperato 300.000 euro. Non c'è niente quanto il pedinamento, l'osservazione di come si comporta la persona per capire se è effettivamente gravata dalla patologia che lamenta oppure no.